Oggi primo giorno di scuola, come vi siete organizzati? Quali sono state le regole che avete dovuto mettere in pratica? Beh, l'organizzazione intanto riguarda proprio la didattica in presenza e la didattica a distanza. L'abbiamo assicurata quella in presenza per tutte le prime, per tutte le seconde tranne una, per tutte le quinte e la sesta, per le terze e le quarte in parte alcuni ragazzi andranno, frequenteranno con la didattica a distanza settimanalmente a turno. Le regole sono parecchie, quelle che saranno inserite, sono inserite nel nostro protocollo sicurezza, ma ne abbiamo ricavate 10 che sono fondamentali e che i ragazzi devono assolutamente, non solo i ragazzi, tutto il personale, rispettare. Volendoci concentrare, 3 sono quelle importantissime e quelle che stamattina ho proprio detto anche qui nell'accoglierli. L'uso della mascherina, distinguendo tra la situazione statica e quella dinamica, l'uso del gel e comunque l'igienizzazione delle mani e il distanziamento. Queste sono regole fondamentali che assolutamente devono fare proprie e mettere in pratica ogni giorno. A livello di personale docente e a livello anche nazionale si è dibattuto del caso di insegnanti che magari non se la sono sentita di prendere subito servizio. Voi avete avuto questo problema? Allora no, nel senso che gli insegnanti sanno bene che in questi mesi abbiamo lavorato proprio per garantire la didattica in presenza in sicurezza, quindi applicando i parametri previsti per il distanziamento dei banchi rispetto alla cattedra e poi insomma tutte le misure che riguardano l'igienizzazione, la sanificazione e altre ancora che sono a garanzia insomma non solo dei ragazzi ma anche di tutto il personale. E per quanto riguarda i tanto dibattuti banchi a rotelle, a voi sono arrivati, arriveranno? Com'è la questione nel vostro caso? Allora, semplicemente il Ministero ci ha chiesto attraverso un monitoraggio se avessimo necessità di banchi e di dimensioni più piccole, noi ne abbiamo chiesti 80 proprio per sostituirli rispetto a quelli che sono troppo grandi insomma, per in questo periodo e stiamo attendendo l'arrivo di questi banchi che comunque sì, abbiamo comunque noi anche sostituito in parte, insomma, ecco, quindi non ci sono problemi particolari assolutamente. Non abbiamo chiesto banchi con rotelle, francamente nel monitoraggio non me li ricordo, c'erano una serie di tipologie di banchi e riguardavano soprattutto la dimensione del piano, ecco. E noi abbiamo scelto quelli col piano rettangolare più piccoli. Primo giorno di scuola anche qui all'ITIS Galilei, e qual è l'organizzazione che avete dovuto mettere in piedi questa mattina? Beh, allora noi abbiamo deciso sin dal primo momento di mettere delle regole precise affinché i ragazzi potessero in qualche modo entrare e vivere all'interno della scuola in sicurezza. Abbiamo diviso la scuola in 10 zone, tutte con entrate e uscite differenti. In pratica abbiamo creato delle unità cluster in modo tale che un eventuale contagio all'interno di un'unità è facilmente individuabile. Quindi i ragazzi già sanno, attraverso le informazioni che hanno avuto sul sito perché non avevamo un contatto diretto, sanno qual è il cancello d'ingresso, qual è il percorso che devono seguire, un percorso attraverso una segnaletica che li conduce direttamente in aula. È chiaro che il primo giorno alcuni ragazzi erano un po' disorientati, però il lavoro che faremo oggi, il primo giorno di scuola, sarà anche quello di innanzitutto di leggere tutto il regolamento interno, quindi tutto il protocollo che è stato attuato e in secondo luogo indicheremo con precisione i percorsi in modo tale che già a partire da domani ognuno seguirà il proprio percorso senza interferire con gli altri. Io sinceramente mi trovavo molto meglio con la didattica a distanza perché con tutte queste restrizioni e soprattutto la nostra scuola è piena di studenti e c'è molto più rischio del contagio, anche se hanno preso tutte le restrizioni. Io sinceramente preferivo la didattica a distanza, eravamo anche tanto più comodi. E secondo te? Secondo me va bene tornare a scuola dopo 6 mesi, magari fra un po', non subito, perché ci sono ancora un sacco di cose da sistemare. Io personalmente preferivo stare in vacanza, però insomma sì. Secondo me è meglio di tornare a scuola perché dobbiamo interagire anche un po' con
i compagni di classe, con i professori, cioè, secondo me si studia meglio così. Per quanto riguarda voi docenti, come state vivendo questo ritorno sui banchi? Con tanta voglia di tornare, perché abbiamo voglia di rivedere i nostri ragazzi, volenti o nolenti, e anche paura che magari non siano disposti ad accettare quelle regole che invece sono così importanti per evitare il contagio. Da genitore come state vivendo questo ritorno sui banchi dei vostri figli? Io personalmente sono contenta perché la didattica a distanza stava un po' stretta, quindi per me è molto importante tornare sui banchi da scuola con tutte le dovute precauzioni, però va bene, sono contenta. Ma allora, aspettative che vada tutto bene e abbiamo fiducia nei ragazzi, secondo noi, si comporteranno bene, quindi secondo me andrà tutto liscio, speriamo. Per il resto vedremo come andrà avanti la situazione, bisogna vedere un attimo in generale come si comporteranno tutti quanti gli altri. Per il resto vediamo, il primo anno in prima, quindi nuovo inizio e che vada tutto liscio.